giorno, non c'entra. A Monaco, un po' più grande, lo stanno chiudendo o hanno già chiuso addirittura. A Roma, un po' più grande, ma lo hanno già chiuso, non funzionava, si è andato in tilt. Cioè, attenzione, perché questo dal punto di vista tecnico, insomma, ed è un dato importante, insomma, dov'è questa tecnologia in giro per il mondo? Mi ricordo quando a Montebelluna voleva arrivare la torcia al plasma, eccetera, no? L'elemento centrale era che la torcia al plasma che loro citavano era tutt'altra cosa, era un inceneritore anche quello camuffato, eccetera, eccetera, era tutt'altra cosa di quello che dicevano, era una cosa solo per alluminio che si faceva in una città del Canada, eccetera, eccetera, ed è crollato tutto lì attorno a questa roba qua. Anche lì volevano fare di Montebelluna la cavia. Qui è la stessa cosa, cioè un impianto di questo genere, 100 tonnellate al giorno, anche più, perché arrivano a 150 come massimo quando lo fanno sulla relazione non tecnica, lo dicono, è un impianto che è 10 volte, 15 volte più grande di quello unico, piccolo, che c'è in funzione. Cioè, quello che c'è oggi in funzione è quasi un impianto sperimentale, insomma. Questo qua diventerebbe il primo impianto industriale, perché gli altri due che hanno tentato di fare sono andati tutti e due in tilt. Non è un elemento da poco nelle opposizioni. E volevo anche segnalare, l'elemento principale della provincia è l'incompetenza, ma l'incompetenza può essere benissimo anche sostanziata da un parere di sostanza, perché se la provincia deve dire una sua opinione, non è lei che non lo voglia fare, ma se lo vuol fare, come è stato detto che il presidente della provincia, l'ha detto la sindaca prima, si dichiara contrario, ebbene i motivi per essere contrari ce ne sono comunque di tipo sanitario, di tipo urbanistico, perché andiamo in mezzo alle case, di tipo trasportistico, la quantità di camion che andrebbero su e giù, credo sarebbero 40 per 2, 80 camion al giorno che girerebbero, ho fatto un conto a spanne, possono essere forse un po' di più, non lo so perché secondo loro sono meno, secondo loro sono 20 camion al giorno, 40. Io penso siano di più, ho fatto un conto così, comunque insomma in mezzo alle case i camion, abbiamo visto questa cosa dei camion che ha detto la dottoressa, cioè quando passa un camion c'è un problemino in più della vibrazione della casa e del rumore, c'è anche un problema dei polmoni dei nostri